Sindaco Bagliana, questa sera avete trattato il tema dei lavori imminenti in via Martiri della Libertà. Ci può spiegare in che cosa consisterà il cantiere e quali sono le problematiche che avete intenzione di andare a mitigare? Sì, innanzitutto il cantiere partirà indicativamente verso metà aprile e si prolungherà fino ai primi di agosto, questo è il nostro intento. E il cantiere è un'importante opera appunto per Serravalle, quindi il rifacimento della pavimentazione di Via dei Martiri, che questa volta vedrà la realizzazione di una soletta in calcestruzzo proprio per andare a rinforzare il sottofondo della posa poi del porfido, quindi un'opera che in futuro diciamo durerà e poi appunto verranno messi questi porfidi legati da una resina speciale. Le criticità che naturalmente ci saranno quelle legate all'impossibilità appunto di transitare in via dei Martiri e naturalmente ci saranno difficoltà per quanto riguarda l'aspetto delle attività commerciali che comunque saranno raggiungibili dal punto di vista pedonale assolutamente e anche attraverso per quanto riguarda il carico e scarico delle merci. Per quanto riguarda i residenti anche cercheremo di attuare delle azioni di mitigazione per i disagi naturalmente che verranno a crearsi tutto questo nell'ottica appunto, ripeto, di portare meno disagi possibili alle attività commerciali e ai residenti. Inoltre vorrei aggiungere che l'attività culturale e estiva di Serravalle sarà in pieno, nel senso che attueremo appunto, ci sarà il festival del festival corale, ci sarà il festival Works, quindi l'attività culturale sarà veramente rinforzata proprio per rendere Serravalle attrattiva anche in questo periodo di cantiere. Nella platea di questo incontro c'erano anche dei commercianti che non hanno nascosto la propria preoccupazione per quanto riguarda il futuro delle loro attività. Avete in programma o comunque avete ipotizzato delle forme di supporto come potrebbero essere di ristori o comunque uno sconto, una riduzione delle tasse di plateatici? Sì, anche su questo stiamo adesso proprio in questi giorni verificando le possibili ipotesi, come è stato detto, naturalmente studiando anche altre realtà dove altri casi simili alla città di Vittorio Veneto in cui c'è stata appunto l'interruzione di una strada importante, si possono appunto attuare delle forme di supporto appunto alle attività commerciali che potrebbero essere la scontistica appunto sui plateatici e anche eventualmente dei ristori in base anche alla diminuzione eventualmente del fatturato delle attività commerciali. Indicativamente può ricordare quando questo cantiere avrà inizio e c'è un appello o un invito che si sente di fare a tutta la cittadinanza che ci sta guardando. Sì, innanzitutto questo cantiere partirà indicativamente, come detto, a metà aprile e durerà appunto fino ai primi giorni di agosto. Contiamo naturalmente di riaprire la via completamente per i festeggiamenti di Sant'Augusta. L'appello che mi sento di fare, l'ho fatto anche questa sera, è di avere innanzitutto di supportare la ditta che interverrà e ringrazio assolutamente coloro, le maestranze che lavoreranno, ci è stato garantito che partiranno dalle 7:30 di mattina fino alla sera alle 6 con una pausa pranzo e lavoreranno anche di sabato pur di velocizzare appunto la realizzazione dei lavori e l'appello che faccio ai residenti di supportare l'attività attraverso un po' la pazienza